con questa iniziativa, per la quale ringrazio anche il presidente della sesta commissione Soranzo, abbiamo ribadito l'importanza di, ricordare, di non dimenticare gli errori del passato, ma allo stesso tempo abbiamo voluto dare anche un messaggio forte, quello di dedicarla ai giusti della storia, cioè a coloro che hanno compiuto un gesto di altruismo, non voltandosi dall'altra parte, non rimanendo indifferenti di fronte all'ingiustizia. Ecco, questo è stato anche un momento per ribadire come attraverso la nostra azione e attraverso anche l'impegno delle scuole e dei nostri giovani si debba contribuire a costruire una società che sia meno indifferente, che sia, diciamo più rispettosa e tollerante nei confronti del prossimo e che soprattutto non si volti di fronte a un'ingiustizia. Una commissione importante, una giornata importante che non ha assolutamente, profumato di adempimento normativo, ma, di una giornata che ha portato un tema in modo convinto, dei lavori in modo convinto, ai sensi sì di una legge regionale, ma che testimonia l'attenzione in una giornata come quella della Giornata Europea dei Giusti dell'Umanità, con il tema dei giusti nel Veneto. Un contributo importante che noi speriamo aver deposto un mattoncino importante per accrescere la responsabilità individuale, la memoria civile. Il tema, il focus è stato sicuramente con la partecipazione dei vincitori del concorso del Consiglio regionale e studenti delle scuole del Veneto, dove il focus è stato proprio quello della scelta, del valore della scelta, di saper scegliere, di non girarsi dall'altra parte, di la differenza tra l'eroe e il giusto, colui che fa la cosa giusta nel silenzio, con umiltà e la fa con il coraggio, lasciando sicuramente quello che è il silenzio e quello che magari è la paura, perché normalmente la scelta giusta la si deve fare sempre in un momento di paura, di difficoltà e di grande paura. Quindi una giornata importante, su questo siamo molto felici. Il messaggio che è stato trasmesso dal Consiglio regionale è stato un messaggio forte e di questo noi siamo orgogliosi. La nostra Costituzione deve essere presidio di democrazia, la nostra Costituzione antifascista che nasce proprio, dalla tragedia della Shoah e da quegli eventi. Oggi è stata una giornata veramente importante, della memoria e abbiamo ascoltato, la testimonianza, dei giusti, in particolare del figlio di Giorgio Perlasca che ci ha commosso. Gesti eroici che sono stati ovviamente fondamentali e importantissimi, ma credo ancora di più importante la presenza delle studentesse e dei giovani che, magari non compiranno forse gesti eroici, ma forse hanno un compito ancora più importante, anzi sicuramente hanno un compito più importante che è quello di tramandare la memoria e di tramandare la storia, perché questo impedisca ovviamente che tragedie simili si possano ancora compiere. Chi sono i giusti è una bella domanda ovviamente. Secondo me sono le persone che non si sono voltate dall'altra parte in quel periodo storico, ma anche in altri periodi storici. Non hanno fatto finta di non vedere quello che stava avvenendo, ma anzi a rischio della propria vita hanno cercato di fare qualcosa contro il male. Ma poi soprattutto i giusti non hanno mai raccontato quello che hanno fatto. E questa è la caratteristica, il filo logico, il filo dello stesso colore che unisce tutte le storie di tutti i giusti, non aver mai raccontato la loro storia, ma essere ritrovati da altre persone, i salvati, i sopravvissuti, i testimoni. Questi secondo me sono i giusti. Come si trasforma la memoria orale, unica fonte, in documentazione storica attendibile? Attraverso un lavoro accurato di raccolta delle testimonianze, di loro classificazione, utilizzando un metodo standardizzato di intervista, per cui si compie il tentativo di estrarre dalla testimonianza orale una serie di elementi che poi sono comparabili con le purtroppo pochissime fonti documentali a disposizione, confronti incrociati che permettono di creare una narrazione, contestualizzata e che diventa credibile, come, strumento di elaborazione storica.
Non è facile, perché naturalmente si tratta di memorie e di ricordi anche spesso che riguardano un passato remoto, riguardano memorie relative a persone che non sono il protagonista di cui parla la testimonianza stessa, però è un lavoro che si può fare, è un lavoro su cui si impegnano numerose istituzioni anche a livello universitario. Esiste in Italia una associazione che si occupa di storia orale e di confronto di metodologie, e è uno dei modi importanti per trasformare la memoria, che a volte diventa elemento retorico, in storia vera, testificata e su cui si può ragionare.